sto vivendo un periodo un po' di rabbia più che di ansia, perché mi trovo a gestire una situazione in cui non pensavo potessi arrivare. Provato dalla vicenda che sta vivendo e che sta provocando preoccupazione a tutta la sua famiglia e anche ai suoi dipendenti, a parlare al telefono al proprietario del B&B di Pontevigo d'Arzere, occupato da una famiglia Sinti che si erano finti turisti per poter affittare l'alloggio appena ristrutturato e adibito a struttura ricettiva. E abbiamo scelto di partire con questa attività di locazione turistica al fine proprio di evitare spiacevoli inconvenienti di insolvenze da parte di inquilini, morosità e quant'altro, però purtroppo ci siamo caduti ugualmente nel tranello dell'occupazione abusiva. Una beffa assurda per il professionista padovano che si è esposto in prima persona cercando di convincere la famiglia Sinti ad andarsene. Io personalmente sono andato a comunicare che non avevamo la possibilità di lasciare l'appartamento per altri giorni, nonostante loro avessero già sforato quelli che erano i termini diciamo da loro corrisposti economicamente. E come risposta ho avuto solo la risposta che apparteniamo alla famiglia di Zingari e non abbiamo intenzione di lasciare il locale e questa diventerà casa nostra. Da qui il calvario, le denunce, i carabinieri che hanno tentato di far uscire dall'alloggio gli occupanti, le utenze staccate e il tentativo di cambiare la serratura, finito poi con il portoncino forzato e aperto nuovamente dai Sinti. Hanno minacciato un po' tutta la mia famiglia, la signora, la ragazza che si occupa appunto della gestione, che in prima persona ha assistito al check-in diciamo di questa famiglia e poi ha cominciato a chiamarli perché non riuscivano né a pagare né ad andarsene. Quindi lei anche sta vivendo un momento, un incubo. Ora, dopo l'interessamento del ministro Piantedosi e il clamore mediatico, la speranza in una soluzione vicina per questo B&B che aveva aperto solo lo scorso settembre.